Sono tanti, troppi i morti ammazzati sulle strade per incidenti del fine settimana che diventano veri e propri bollettini di guerra. Un triste primato che vede il Veneto come una delle regioni in testa per numero di decessi e sinistri stradali. Il governatore Luca Zaia dice stop, basta morti inutili ed evitabili se si tiene conto di semplici accorgimenti ma che possono davvero salvare la vita. E allora un appello, e stamane l'inizio ufficiale a Spresiano nel Trevigiano proprio davanti a una discoteca simbolo dello sballo giovanile. Un appello, come detto, e una guerra dichiarata dal governatore Zaia contro le morti sulle strade. Un morto su 4 sulle strade, diciamo, ai ragazzi a meno di 35 anni, sono ragazzi giovani. E si muore per fuoriuscita di strada in solitaria per almeno quasi il 50% di incidenti mortali. Sarà una campagna senza sconti sull'emotività, quella che la Regione Veneto porterà avanti nel 2020, che parlerà la stessa lingua dei giovani sui social, con carcasse d'auto, foto impattanti ma reali, come lo è una vita spezzata per sempre.